Ciao bambini, benvenuti alla nostra 10ª avventura con Gesù. Oggi parliamo del passaparola. Lo spiego io con un esperimento, ma io o lei? Io! Per il nostro esperimento ci serviranno 3 bicchieri, un po' di colorante, dell'acqua e dei tovaglioli. Allora, prendiamo i 3 bicchieri e mettiamo un po' di acqua. Ora immaginiamoci che qualcuno ci abbia parlato dell'amore di Gesù e noi iniziamo a crederci e vogliamo ovviamente anche noi dirlo ad altri. Ok. Ora anche noi vogliamo dirlo ad altri e facciamo finta che questi tovaglioli rappresentino noi che parliamo agli altri dell'amore di Gesù. Ora lasciamolo qui per un po' e vediamo cosa succede. È passato un quarto d'ora, sta funzionando. Aspettiamo ancora un po'. È passata quasi un'ora e il nostro esperimento è riuscito. L'amore di Gesù che avevamo dentro di noi l'abbiamo trasmesso anche agli altri. Per ottenere un risultato ci vuole tempo e costanza, ma vedrete che l'amore si diffonderà. Wow, grazie Letizia, molto chiaro il tuo esempio. Andiamo dai nostri amici Puppets, vediamo se anche loro l'hanno capito e apprezzato. Wow, amici! Ma avete sentito cosa ha detto Letizia? L'amore di Gesù è una cosa bellissima e noi possiamo passare questa bellissima cosa anche agli altri. Io la voglio passare a tutti i miei amici. Vado subito! Ciao, carissimo amico! Ciao! Sono venuta a dirti una cosa. Sai, io posso passarti l'amore di Gesù che ho dentro di me. E io ho tanto amore dentro di me perché amo tanto Gesù. Non ci posso credere! Sì, andiamo a dirlo ai nostri amici! Ciao, amica mia! Ciao, amici! Siamo venuti a dirti una bellissima cosa! Ditemi! Shhh, tu! Lo dico io! Noi possiamo passarti l'amore di Gesù che abbiamo dentro di noi! Non ci posso credere! Sì! Andiamo a dirlo ai nostri amici! Ciao, amico mio! Ciao, amici! Siamo venuti a dirvi una bellissima cosa! Ditemi! Shhh, tu! Lo dico io! Noi possiamo passarti l'amore di Gesù che abbiamo dentro di noi! Non ci posso credere! Sì! Andiamo a dirlo ai nostri amici! Ciao, amica mia! Ciao, amici! Siamo venuti a dirti una cosa bellissima! Tu! Lo dico io! No! Ora la diciamo tutti assieme noi! Possiamo passarti l'amore di Gesù che abbiamo dentro di noi! Non ci posso credere! È vero, bambini? Ora andate anche voi a dirlo a tutti i vostri amici! Bene, grazie. Parlare di Gesù a volte può sembrare quasi un gioco divertente, vero? Quando tutti ci ascoltano e sono felici e accettano Gesù immediatamente nel loro cuore. A volte purtroppo le cose non vanno così, a volte la gente si tappa le orecchie, a volte ci insultano, a volte addirittura ci mandano via con male parole. Però noi dobbiamo parlare di Gesù sempre, è scritto nella Bibbia e proprio oggi vogliamo ascoltare anche una storia in cui è successa una cosa così, una situazione che sembrava drammatica, ma non voglio dirvi niente di più. Passo parola a Francesco e Sara che ci disegnerà dei bellissimi disegni. Ciao bambini! Dopo che Gesù era risorto ed era salito al cielo, i suoi seguaci, i discepoli, vi ricordate? Iniziarono a portare la buona notizia, il Vangelo, in tutti i posti e a tutte le persone. All'inizio però, dovete sapere, erano un po' paurosi e allora rimanevano vicino a casa loro. Poi invece, quando scese lo Spirito Santo, ebbero molto più coraggio e allora si allontanarono sempre di più da Israele. Fu così che un giorno 2 degli apostoli, che si chiamavano Paolo e Sila,
si trovarono in una città che si chiamava Filippi e mentre parlavano di Gesù furono presi e buttati in prigione a causa della loro fede. I soldati che li catturarono dissero al capo della prigione: «Prendi quei criminali e gettali nella parte più interna della prigione». Il carceriere aveva già sentito parlare di Paolo e Sila, infatti tutti parlavano di loro da un sacco di giorni e gli veniva detto che erano molto pericolosi, per cui li mandò nella cella più interna della prigione e legò loro i piedi a grossi ceppi di legno. Poi chiuse la porta con molta cura. Soli nella cella buia, Paolo e Sila iniziarono a pregare. Poi Sila addirittura iniziò anche a cantare e Paolo si unì a lui. Gli altri prigionieri li sentivano cantare. Ma che significato avevano quei canti? Perché stavano cantando? Nessuno aveva mai cantato in quel luogo così buio. Intanto, nel cuore della notte, mentre Paolo e Sila continuavano a cantare e a pregare, un violento terremoto scosse Filippi. Le fondamenta della prigione crollarono, le inferriate delle celle furono distrutte e le porte si infransero, lasciando nuvole di polvere. Il carceriere allora si svegliò e inciampò nell'oscurità, tossendo. Tutti i prigionieri scappavano, ne era certo. Vedeva catene spezzate ovunque e riusciva anche a sentire passi affrettati. Il carceriere sapeva che quella sarebbe stata la sua fine, perché se i prigionieri fossero scappati, e in particolare quei due che gli erano stati affidati, avrebbe pagato con la sua vita. Allora prese la spada ed era deciso ad uccidersi. Ma Paolo gli disse: «Non farti del male, siamo ancora tutti qui». Il carceriere allora rimise la spada nel fodero e urlò: «Luce, luce!». Alcuni uomini gli portarono delle torce accese e nell'oscurità il carceriere vide i volti sorridenti di Paolo e Sila, che erano rimasti seduti con le catene spezzate intorno a loro. E vi erano anche tutti gli altri prigionieri. Il carceriere prese in disparte Paolo e Sila. Tremava per paura della potenza di Dio. Si inginocchiò davanti a Paolo e Sila e chiese: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» E loro gli risposero: «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua famiglia». Paolo e Sila annunciarono la parola del Signore al carceriere e a tutti quelli di casa sua. Il carceriere lavò e medicò le ferite che gli avevano fatto quelli che li avevano picchiati il giorno prima. Poi diede a loro anche altri abiti da indossare. Il carceriere e i suoi familiari furono battezzati nel nome di Gesù ed erano tutti pieni di gioia e invitarono Paolo e Sila a mangiare con loro. Avete visto, bambini? Paolo e Sila avevano capito benissimo che bisogna portare il messaggio di Gesù, il Vangelo, e lo facevano e lo hanno fatto anche in una situazione così difficile, in prigione. Allora, anche noi, che non abbiamo tutti questi problemi, che siamo tranquilli, che viviamo nella pace, parliamo alle altre persone di quello che Gesù ha fatto per noi. Ciao! Che bella storia, grazie Francesco e Sara. Certo che la vita di Paolo e Sila era bella, erano liberi in piazza a parlare di Gesù, ad un tratto la loro vita si è complicata. Da che erano liberi sono stati fatti prigionieri, sono stati legati con catene, con corde e gli è stato vietato di parlare di Gesù. Era una situazione irrisolvibile, come questo nodo, come si può sciogliere? E invece l'abbiamo sentito, vero bambini? Per Gesù niente è impossibile, ha fatto un miracolo, ha mandato un terremoto e la situazione che sembrava disperata in un attimo si è rivoltata, dal male è uscito il bene, dalla situazione disperata è arrivata la gioia. E allora bambini, facciamoci coraggio anche noi, come Paolo e Sila,
Sappiamo tantissime cose su Gesù, sul suo amore. In queste 10 lezioni insieme abbiamo imparato veramente tantissime cose e adesso è ora di raccontarle agli altri. A volte possiamo provare vergogna o timore, ma facciamoci coraggio perché Gesù per noi ha fatto veramente tanto. Adesso è il momento del nostro lavoretto e Benedetta ha pensato a una cosa proprio per darci aiuto a parlare ai nostri amici di Gesù. Non vi svelo cos'è, ma vi dico che è una cosa super carina. Andiamo a vedere. Ciao bambini! Prendete un normalissimo foglio A4 e cominciamo! Piegate il foglio a metà, riapritelo e piegate verso la linea centrale sia la parte superiore che la parte inferiore del foglio. Piegate un'altra volta per ottenere una striscia. Ora piegate a metà la striscia, riapritela e piegate verso la linea centrale le due estremità. Ora piegate il vostro lavoro a metà, infilate le dita nelle fessure e... abbiamo ottenuto un pupazzo di carta! Per renderlo più stabile, potete mettere un pochino di nastro adesivo per bloccare i fori. Ora, spazio alla fantasia e decoriamo il nostro pupazzetto. Possiamo usare occhi adesivi oppure semplicemente li disegniamo con un pennarello. Io voglio fare un cagnolino, quindi disegno un musetto, attacco con la colla 2 orecchie che ho ritagliato in precedenza. Il tocco finale è una lunghissima lingua rossa. Finito! Ciao, sono Fiocco! Vuoi giocare con me? Ciao! Allora bambini, vi è piaciuto il lavoretto di Benedetta? Adesso anche voi avete dei simpaticissimi puppets e con questi potete raccontare ai vostri amici di Gesù. Fate un piccolo spettacolo. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Mi chiamo Ranocchia. E lo sai chi ci ha creati? No? Me lo vuoi spiegare? Sì, è stato Gesù. Vieni che ti racconto. Sì! Ciao! Avrete sicuramente più fantasia voi di me. Spero che vi piaccia. Ciao! Dai Mimì, tocca a noi fare il saluto finale oggi. Sì, arrivo, dammi un attimo. Come sto? Vado bene così, Paolotto? Sì, Mimì, dai che ci stanno già guardando. Allora bambini, vi siete divertiti con noi oggi? Ora ci sarà ancora una bellissima canzone da ascoltare e ballare. Allora musica a tutto volume e ci vediamo settimana prossima. Ciao! Passa la parola che tu e fai conoscere l'amore di Gesù. Passa tutto il bene che puoi e vedrai, il cielo ti sorriderà. Il tesoro che hai dentro di te è prezioso, sai, non lo nascondere, ma lascialo brillare, tienilo nel cuore, sempre ti accompagnerà. E fai conoscere a tutto il mondo Gesù, il migliore amico è. La sua parola può cambiare il mondo, adesso gridalo con me. Vola più in alto, vola, ogni momento con Gesù. Vola più in alto, vola, e non fermarti più. Vola più in alto, vola, ogni momento con Gesù. Vola più in alto, vola,
Ciao!